Buongiorno, benvenuti da Filippo Alongi, buona domenica dal campo comunale Concadoro di Monreale, benvenuti alla sesta giornata di giovanissimi under 14 regionali, benvenuti a Cus Palermo contro Avanti Tutta. Prima parte di questo nostro domenica di sport qui sui nostri schermi, si comincia con Cus Palermo Avanti Tutta per under 14 regionale, dopo la vittoria del Cus per 1-0 di misura contro l'Academy Palermo, pronto la sfidante l'Avanti Tutta per continuare a inseguire la vetta di questa classifica condivisa al momento con il Palermo pari punti, fin qui 4 vittorie e un pareggio nel CUS come il Palermo che regala entrambe la parità numerica in vetta alla classifica, quindi scendiamo in campo in maglia rossa il CUS Palermo, in maglia bianca richiami blu e rossi l'Avanti Tutta. Ricordo che due tempi da 35 quando siamo ancora in categoria di under 14. Cusse che si è dimostrato una squadra in grado di saper vincere con ampie distanze, vedi il 25-0 contro il Villabate, ma anche di saper soffrire. Occhio, ha dato l'occasione, il Cusse dentro l'area subito, prima chance da gol, arriva dopo 50 secondi il gol che vale l'1-0, si sblocca così la partita, segna Scaccianoce, segna il Cus, riesce a portarla avanti dopo nemmeno un minuto. Scaccianoce ieri trova spazio, trova minutaggio anche nel gruppo Under 15 Elite. Oggi torna in campo col suo gruppo, segna il gol che vale l'1-0. Ha segnato Scaccianoce dopo 50 secondi, cambia il risultato. Dopo 50 secondi è arrivata la firma di Scaccianoce a cambiare e mettere il gol che vale l'1-0 per il Cus. 1-0 Cus Palermo, rete di Scaccianoce ad aprire le marcature dopo 50 secondi nel Cus Palermo. Ora palla verticale sul filtrante alla ricerca del giocatore mai numero 10 Ricchiari. Ora uscita un po' errata, non riesce a trovare i suoi Alfano. Rimedia Maniscaldi. Scacciano ci arriva a toccare, non a tenerla. Rimessa laterale che sarà per l'avanti tutta. Parte sotto di un gol dopo subito al nascere la prima occasione di questa partita. Parte sotto di uno. Ora Occhio ascoltando la risposta, la battuta che cerca di andare in aria. C'è calcio di rigore. Calcio di rigore, si procura il penalty. Ricchiari e calcio di rigore per l'avanti tutta. Ricchiari fa giù in aria, contatto falloso dentro l'area di rigore. E calcio di rigore che sarà per l'avanti tutta, 2 minuti, già grande emozione da una parte e dall'altra. Gol nel Cus, ora chance per il pareggio nell'avanti tutta. A batterlo va in maglia numero 8 Emanuele Cascia, capitano. Parte la Cascia contro Alfane, 1-1. 1 pari, il risultato 2-30, già un gol per parte. Cus Palermo 1, avanti tutta 1, la pareggiata, l'avanti tutta, non è successo niente dal dischietto, non sbaglia il capitano La Cascia, il gol che vale l'1-1. 1 pari nei primi 3 minuti. Chiaramente il risultato quasi inedito. Ci siamo. 1-1 il risultato dopo 3 minuti a rete Scaccianoce. E La Cascia. Un attimo che torniamo, segniamo il tutto. Eccoci qui. Ci risiamo. Rimessa laterale per la formazione ospite, per la formazione dell'avanti tutta. E comunque ha trovato un buon avvio in questa stagione, potrebbe essere l'iniziale perfetta per questa domenica per il Cus Palermo che parte chiaramente come favorita visto la posizione e i risultati trovati. L'avanti tutta però potrà dire la sua, l'ha dimostrato 1-1 dopo 3 minuti e 30, risposta subito a Scaccianocera, possesso giro palla per il Cus Palermo, se la porta fuori per il maglia numero 13 qui Antonio Chianese. Questo che scende in campo dopo qualche giorno, giocata giovedì, ha giocato giovedì contro l'HD Palermo, lì dal Buonocore con la partita vinta per 1-0 dai ragazzi del CUS, quindi dopo 3 giorni ritorna in campo il CUS. C'è modo, c'è energia, l'età lo permette di poter recuperare rapidamente. Rimessa tra il CUS che torna dietro dalle parti della buona retrovia, cambiando tutto a destra verso l'apertura del suo giocatore qui maglia numero 2 servito Maniscaldi, fa lungolinea del suo attaccante, palla 9 Mancino dentro, controlla, mette giù Sorrentino, poi la palla scappa, non può tenerla il 10 del Cus, autore del gol vittoria trovato giovedì.
Ora spinta allungata, spinta a destra, non riesce a trovare il suo compagno sul passaggio. Gabriel Ferrante, rimessa al laterale, non si trovano qui Ferrante e Maniscaldi. Quinto minuto del primo tempo, è già 1-1 come abbiamo già ampiamente detto. Rete di Scaccianoce dopo nemmeno un minuto, il gol del pareggio al secondo e 30 di La Cascia su calcio di rigore procurato da Ricchiari. Ferraro può tornare dietro, ritornando il suo estremo difensore dalle parti di Garofalo. E lui oggi, il portierino del CUS, lui scelto dal primo minuto dopo Alfano a difendere i pali giovedì. E ritorna dietro l'avanti tutta. Destro lungo a ricercare la verticale, centravanti non trovati in questo caso, la palla resta alta spiovente, prova ad uscirla così il CUS Palermo e lo fa dietro da parte del suo numero 20 Zucchero. Monterosso palleggia lì, ora palla ancora al 4. Monterosso non trova l'attaccante, non trova Ferrante che si abbassa ma non riceve, la palla filtra per Ricchiari, allontana via il CUS Palermo con lo stesso Bianco, ora più avanti tutto in questa occasione, cerca di portarsi in avanti mentre però attende bene con sicurezza l'idea del CUS, riesce a gestire questa situazione, forse anche turno di riposo per alcuni interpreti, per Cinefra, per la Barbera, vanno in panchina dei punti saldi della difesa. C'è modo per fare le rotazioni in panchina di Mister Devola, la scelta è così. Rotazioni in casa CUS. Calcio d'angolo che sarà per l'avanti tutta. Calcio d'angolo avanti tutto, rientriamo dentro l'area di rigore, entriamo nella zona calda del match. Calcio d'angolo che sarà per la formazione ospite, ma dopo che sarà arrivato l'occhio da parte dell'arbitro. Palla dentro verso il primo. Chiusura di Ferraro, altro calcio d'angolo. Oggi Ferraro in veste da capitano, vista la panchina di La Barbera. Altro calcio d'angolo. Cross ancora verso il primo, era buona verso la Cascia. Non è riuscito poi a girarlo verso la porta. L'ultimo tocco è stato Bianco della formazione in trasferta. Rinvio dal fondo dalle parti di Samuele Garofalo. Rinvio dal portiere per Garofalo, per il CUS Palermo. Garofalo sembra concedere la battuta al compagno. Infatti è Monterosso che giocherà e va corto verso Ferraro. Lancia Ferraro cercando Scaccianoce. A vuoto l'intervento al difensore con occasione CUS per il 2-1. Scaccianoce contro il portiere. A Tubertuno contro 1. Tocco sotto e scavetto. E 2-1 per il CUS Palermo. Doppietta nel giro di 8 minuti per Scaccianoce. CUS Palermo 2. Avanti tutta 1. Il CUS torna in avanti dopo 5 minuti aver subito il gol del pareggio. CUS Palermo 2. Avanti tutta 1. Ne ha segnati già 2 in questa avvio di gara Scaccianoce. 2-1 CUS. 2-1 CUS Palermo, doppia firma di Scaccianoce, subito, prima di un minuto. E ora all'ottavo trova il gol della nuova vittoria, del nuovo vantaggio, del nuovo +1. Il CUS Palermo questa domenica mattina con 2 appuntamenti, uno per l'Under 14 del CUS Palermo, allenato da Mister Demma, l'altro per l'Under 16 del CUS Under 14, allenato da Mister Demma, Under 16. Occhio all'occasione che arriva subito nel giro di un minuto. Chianese consolida il risultato. CUS Palermo 3, avanti tutta 1. Chianese da dentro l'area di rigore. Non sbaglia, Tuberto col portiere, fa il 3-1 del CUS. CUS Palermo 3, avanti tutta 1. Ha segnato Chianese per il doppio vantaggio, avanti tutta Blackout. In quest'ultimo minuto non riesce a chiudere l'avanzata avversaria. CUS Palermo 3 avanti tutta 1, 9 minuti il risultato di questi 35. Sarà rimessa laterale per il CUS. Come comunica il signor Andrea Alfonso, non avevo presentato il direttore di gara, oggi il signor Andrea Alfonso, come detto, della sezione di Palermo, disegnato per la gestione di questa partita. Sarà gestione CUS.
rimessa laterale dopo un tocco bianco. Ferraro, non perfetto qui con le mani, cerca di tenere ancora davanti tutta, recupera subito Maniscaldi. Samuele ritornando dentro la rigore dalle parti di Monterosso quando siamo già al 10° minuto e i gol sono già 4 totali. 4 gol, 3 per il Cus, 1 per l'avanti tutta. Il primo segnato da Scaccianoce, poi il pareggio di La Cascia, a seguire Scaccianoce, Chianese, ora occhio all'altra occasione perché Ferrante può calciare in porta, alla ricerca del palo di sinistra, alla ricerca del primo, rispetto alla posizione del tiro, Ferrante non trova più lo specchio alla porta, sarà rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'avanti tutta che va corto, cortissimo entro la sfera piccola. Al limite resta il Cus, Ferrante. Non trovato però il 9 qui. E quindi ripartenza c'è l'altro numero 9 davanti tutta. Passaggio troppo lungo per Ricchiari. Ferrero lascia scorrere dietro sul passo successivo. Prova leggermente lungo per Maniscaldi. Non trovato. Ricchiari tocca ma non arriva dai suoi. Ferraro lancia in avanti. Ferranti insegue. Prova a ribattere e mandarla via. Ora Salvatore Randini. Con Zucchero che trova il numero. Ferrante la sponda di prima per andare a destra. Maniscaldi. Sale il Cus. Maniscaldi va dentro, Scacciano spara la porta, vuole girarsi, non glielo concede il difensore alle spalle. E lo scarico per tornare da Ferraro con Adela che invita la calma e il palleggio ancora del Cus. All'uscita da quella zona di traffico concentrata tutta sulla destra, quindi è quello che si affaccia a sinistra. Il Cus Palermo. Monterosso. Poi Nuccio. Va allungolina sulla corsa di Chianese, salta l'uomo, va sul fondo, la palla però termina fuori dopo una sua deviazione. Tocca per ultimo Chianese, ultimo realizzatore del Cus. Il terzo gol tra lui. Lui è Scaccianoce fin qui in questi primi 12. Rinvio al fondo errato, regalo per Ferrante che arriva prima del difensore avversario. Scaccianoce prova a sfruttare il Cus su un rinvio errato nell'avanti tutta, mantenendo il possesso senza forzare. Prova ad uscire in mezzo a tante maglie bianche. Zuccaro, non c'è la soluzione avanti e ricomincia dietro. Si ritorna sul palleggio dalle retrovie del Cus. Apprezza Mistradella questo gioco. Ferraro non verticalizza in maniera corretta verso Ferrante. Buona idea andare al centravanti dal difensore. Passaggio però è un po' incerto, può bloccare Antonio Parlato. Ferrante per Scaccianoce, tenuta in gioco dalla linea alta dell'avanti tutta. Scaccianoce punta, va sull'esterno, si allunga troppo. Dopo un tocco però, dopo la deviazione di Natoli, rimessa laterale per il Cus. Dentro Sorrentino, vuole andare pure lui in porta. Chiusura bianca, rimessa laterale per il Cus. Rinvio al portiere avanti tutta. Rinvio dal portiere per la squadra ospite, la squadra di maglia bianca. Mentre noto con piacere siamo circa più di 20 collegati qui in diretta. Invito tutti a sostenere questa live. Questa domenica mattina con Cadoro Monreale. In avanti il Cus. Se la perde però nella tre quarti offensiva. Prova l'uscita, il Cus Palermo, Ferrante. Duro sulla marcatura, la palla è buona per il 9 che mantiene. Sembra essere uscita, non la tiene dentro, arriva la chiamata dell'arbitro. Con qualche istante di riflessione. La rimessa laterale viene concessa all'avanti tutta. A cambio, rimessa laterale per il Cus, quindi Maniscaldi. Tocca Zuccaro, Scaccianoci difende in mezzo a tante maglie bianche. Sale così ora, vuole andare sulla verticale, cerca Nuccio gli attaccanti sul taglio dentro, sulla profondità. Non trova nessuno del suo, è stato un rinvio al fondo, un rinvio al portiere che sarà per l'avanti tutto dalle parti di Parlato.
Arlato lascia la battuta al compagno per andare lungo sul rinvio dopo un errore nell'ultima dinamica, quando siamo già al primo quarto d'ora, 15° del primo tempo. Cus Palermo 3 avanti tutta 1, mancano 20 alla fine del primo tempo regolamentare. Il Cus comanda per 2 gol di vantaggio sui gol trovati da Scaccianoce e da Chianese. La Avanti insegue con il rigore realizzato dalla Cascia, dal dischetto a superare Garofalo. Grande apertura e gran sventagliata per spingere a destra con Maniscaldi, che può servire una buona giocata dentro. Ferrante non riceve qui, sporca la traiettoria il difensore avversario e cerca un'uscita, così l'Avanti tutta. Affidando sul suo numero 11 Francesco Cascio, e poi la fa volare via. Ribatte in avanti il 4, ribatte in avanti Monterosso. Monterosso manca l'anticipo, palla dietro, Ferrara è lui che va a rimediare, ritorna dietro da Garofalo, mette il Cus, si abbassa e si allarga in mezzo al campo. Garofalo, Nuccio. Nuccio ora palla al 6. Ferraro, oggi con la fascia al braccio, vista la panchina iniziale di La Barbera. E Ferraro che riveste l'errore da capitano, la centrale di difesa del Cus. Nuzzo cambia tutto, gran pala per inserimento di Chianese. Grande idea di Nuzzo, poi Chianese dentro, un colpo in 2. Qui palo e deviazione, calcio d'angolo, piccola dormita sulla lettura di questa soluzione insidiosa. Vanno in 2 a calciare, calcio d'angolo che sarà per il Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus Palermo. Dalla bandiera di destra. Scaccianoce. È lui che vuole girarsi. Torna dietro, c'è disponibile Chianese per il cross che arriva dentro, ma solo tra maglie bianche che non tolgono del tutto. Nonostante la superiorità numerica sul pallone, ora deve impostare e poi leggere Nuzzo. Cambiando verso Ferraro. Vuole entrare in area, la palla rimbalza, arriva da Maniscaldi, forse quello che doveva essere servito inizialmente, ma arriva comunque col pallone su questa serie di deviazioni. Ferrante e Maniscaldi in 2 su questa palla, alla meglio forse davanti tutta, ma Ferrante non ci sta, preferisce mantenere il pallone tra i piedi. Lancia la squadra ospite, Ferraro ritorna da Monterosso, esatta a metà del primo tempo, 17 sul cronometro, doppio vantaggio Cus. Rimessa con le mani, sarà per i padroni di casa, sarà per i ragazzi in maglia rossa, lì davanti la panchina dell'avanti tutta. Ora si torna dietro, poco dopo la metà campo, sulla linea più bassa del Cus. La palla arriva a destra in qualche modo, senza deviazioni. Maniscaldi vuole andare in mezzo, la palla termina tra le braccia del portiere, rischia di prendere gol e qui l'avanti tutta, colpisce il palo dopo la deviazione. Il Cus Palermo e poi arriva la presa di Parlato che deve andare a rinvio. Ferraro gioca a destra, Maniscaldi ora. Il 9 ritorna, Ferrante, buono il numero a Nuzzo con più grinta riesce a tenerla. Nuzzo e poi Zuccaro, arriva al limite dell'area. Zuccaro cambia. Sorrentino va dentro, vuole servire l'assist con la palla che taglia tutta nella di rigore, però non termina in porta, non termina in rete. La manda alta il Lecus sulla chance per Maniscaldi. Rinvio dal fondo che sarà per l'avanti tutta. A calcio Samuele Maniscaldi. Sbaglia qui sulla lettura, il Cus Palermo c'è la ricchia di tre piedi, il 10 in maglia bianca, il giocatore che si è procurato il calcio di rigore al secondo minuto e 30 di questa partita, quella che ha regalato il pareggio momentaneo per l'avanti tutta. Maniscaldi oppure Cascio, l'ultimo tocco è stato di Francesco Cascio e rimessa laterale per il Cus. Ferraro, l'alza per Nuzzo che lascia scorrere, Scaccianoce, circondato soltanto una maglia bianca, trova però lo spiraglio per andare a destra. E Maniscaldi ora che va, rincorso dal 3, Maniscaldi, palla troppo lunga, accompagnato fuori da Simone Natoli, rinvio al fondo per l'avanti tutta, vicino al 20°, vicino agli ultimi
15 di questo primo tempo. Decide ancora l'1-2 nel giro di un minuto tra Scaccianoce e Chianese a regalare questo doppio vantaggio al Cus. Non la tiene in campo. Qui Ricchieri, rimessa la tale per i padroni di casa. Rimessa la tale per i padroni di casa. Ferrante su 2. Non riesce ad uscirla, poi Nuzzo con grinta, prova a mantenerla. Arriva e ritorna così da Ferrante, che ha bisogno di soluzioni però per liberarsi di questo pallone. E la strappano e la ritrova ancora il Cus, ritrova il capitano con Ferraro, chiamato a tornare dietro e inventare con la palla a tre piedi la giocata, mantenendo ancora il possesso. Una buona impostazione dal livello tecnico. Come sa fare il Cus Palermo. Zucchero. Ritorna. Gioco ora dalle parti di Monterrosso. Sponda di prima per Scaccianoce. Nuzzo non trovato e ritorna ancora sul gioco. Ritorna sempre col pallone tre piedi il Cus, che fin qui sta comandando la partita. Buona la chiusura del 6. Si lancia sul pallone, chiusura sicura di Natoli. Ora palla dentro, Ricchia ritocca cercando l'inserimento di Carapezza. Ha trovato poco in questi primi 21. Il centravanti e l'avanti tutta. Ora prova a lottare lui, prova a lottare la Cascia dopo il gol segnato. Poi pochi palloni trovati dal capitano dell'avanti tutta. Ora il Cus ritorna sulla giocata di Sorrentino, che vuole girarsi e danzare con la palla a tre piedi. Sorrentino cambia sulla corsa di Chianese, palla che risulta lunga per lui. Solo Barbaro può tenerla ma non uscirla, perché il Cus ritorna in possesso. Numero giocata con la suola, va sul fondo, può mettere la palla dentro, rimorchio, chiusura, arriva poi sulla ribattuta, il gol che vale il 3-1, il 4-1, il 4-1 il Cus Palermo, cala il poker, ha segnato Zucchero. Dopo 22 minuti il Cus allunga sul più 3. Buona la giocata, va sul fondo per servire l'assist e Zucchero sotto porta non sbaglia. 4-1 con tutta la porta spalancata davanti a sé, infallibile la battuta del 20. 4-1 Cus Palermo dopo 22 minuti. E 4-1 Cus. Dopo 22 minuti è arrivata la rete pure di Zucchero, nuovo giocatore inserito nell'elenco marcatore del direttore di gara. Andiamolo a segnare, cambia quindi il risultato, cambia anche a schermo. Ferraro. Corto per Maniscaldi. C'è dentro Nuzzo, si lancia nello spazio Scaccianoce, palla sulla profondità, Scaccianoce però contenuto, esce il portiere che non blocca, in due tempi la chiama e la fa sua, la chiama e la blocca Antonio Parlato. Su una buona lettura però di Cangelosi, che riesce a scortare l'uscita di Parlato, chiamato ora al lancio. Leggermente corto però, Zucchero Nuzzo. Si torna dietro, Nuccio. Ora Monterrosso, Ferraro, uscita non pulitissima ma efficace per il Cus, che la ritrova ancora oltre la metà campo avversaria, vicino ad affacciarsi alla tre quarti dell'avanti tutta, mentre sono sul 3 gol avanti. Zucchero, fresco di gol, qui presa alle spalle non c'è fallo, intervento duro ma regolare. Anche quello di Nuzzo, invece il suo però è falloso, fallo commesso da Francesco Nuzzo, commette fallo Lotto e calcio di punizione per l'avanti tutta. Spinge in avanti Scaccianoce, buona la chiusura da parte del 3, buona, ottima la chiusura da parte di Natoli, però occhio all'uscita errata, altra impostazione sbagliata nell'avanti tutta, regalando il pallone a Scaccianoce, col tacco imposta Ferrante, manca la sua firma ed eccola che arriva, il gol di Ferrante dal limite dell'area di rigore, dopo 24 minuti trova il gol pure Ferrante. Mancina in crociere sul secondo palo, sul gol che vale 5-1, segna pure Ferrante, è arrivata la firma del 9 nel Cus Palermo. 5-1 Cus dopo 25, il gol di Ferrante. Prima rete dalla distanza, prima rete da fuori area, trovate il 9.
Preciso, chirurgica a destra, alle spalle del portiere su un'altra uscita errata nell'avanti tutta. Il Cus non perdona su questi regali. Ferrante fa secco il portiere. 5-1 a 10 dalla fine del primo tempo regolamentare. Cus Palermo 5 avanti tutta 1. Rimessa laterale Cus Palermo. Maniscaldi, Ferraro. Gioca di prima dentro, Scaccianoce la sponda per Zuccaro. Zuccaro mantiene, gioca, imposta. Nuccio e ora Monterrosso che prova dalla lunghissima distanza. Rinvia al fondo. Giocatore giù intanto all'avanti tutta. E in maglia numero 9 Andrea Carapezza. E forse ha richiesto il cambio. Questo è stato il primo gesto del giocatore all'avanti tutta. Carapezza giù al momento. Momentaneamente fuori dal campo Carapezza. Sembra essere però prossimo al cambio in quanto già si alza un giocatore per riscaldarsi e lui lascia il trigioco senza scarpe. Sembra arrivare a prima sostituzione al 26esimo del primo tempo. Infatti è così, c'è cambio. Cambio nell'avanti tutta dopo 26 minuti finisce la partita di Carapezza fuori per infortunio, cambio forzato nell'avanti tutta. Vi comunicherò ora il cambio, una volta identificato il giocatore subentrato sarà rinvio al fondo per l'avanti tutta intanto. Rinvio al portiere per la squadra ospite. Entrato in maglia numero 14 Riccardo Di Vita nell'avanti tutta. Fuori Carapezza, dentro Di Vita per la formazione in maglia bianca, costretta al cambio, costretta a cambiare proprio centravanti. Lancio lungo a cercare Ricchieri, Ferrari è più veloce. Arriva prima ma sbaglia, regalando a Ricchieri che punta. Calcia da fuori il 10, Garofalo coinvolto qui, chiamato al tuffo, chiamato alla parata su Ricchieri che chiaramente accetta, apprezza questi regali, come stava rischiando di concederne un altro così il Cus dentro l'area di rigore. Pronto l'intervento di Garofalo a rimediare la botta da fuori prima del 10, poi ha avuto anche una chance appena entrato Di Vita. Occhio al gol, traversa, doppia traversa colpita all'avanti tutta, prima Tuberto col portiere e poi Ricchieri sotto porta sulla ribattuta, non riesce a trovare la rete personale. 5-1 il risultato, doppio rischio Cus, blackout il giro di un minuto e quando si molla un attimo la concentrazione, questo è quello che poi si corre. Rinvio dal portiere per il Cus. Quasi 30 minuti, quasi la mezz'ora. Scaccianoce oltre la linea difensiva, l'arbitro lascia proseguire il gioco. Scaccianoce prova a riprenderla, l'ultimo a toccare è stato un giocatore davanti tutto, il toccare è stato in maglia numero 5 Giampiero Cangelosi. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Sbaglia Nuzzo. Rimessa laterale per l'avanti tutta. Maniscaldi, Ferrante, ultimo giocatore entrato a referto, qui non mantiene. Rocchio alle spinte, perché va in avanti così, l'avanti tutta, cercando un numero, cercando un dribbling. Fermato sulla corsa. Francesco Cascio, rimessa laterale che sarà per il Cus Palermo e torna dietro. Ferraro, Monterrosso.
Si va a trovare disponibile Nuccio su una palla non semplice orizzontale, approfittandone di una mancata pressione in quella zona. Fallo commesso da Di Nuccio, fallo e calcio di punizione alla mezz'ora per il Cruz Palermo. Calcio di punizione Cruz Palermo. 30 minuti sono passati dal fischio iniziale di questa sesta giornata di giovanissima regione Under 14. Primo incontro, primo partita del nostro palinsesto di questa domenica. L'Under 14 Mister Ateula a seguire l'Under 16 del Cus Palermo, allenata da Mister Demma. Anche loro a caccia sempre di più del primo posto in solitaria. Però occhio perché l'avanti tutta resta in zona offensiva, trovando però un ottimo recupero, un ottimo buon recupero di Maniscaldi nel tornare poi da Samuele Garofalo. Anticipato Ricchiari, Nuzzo manda sui lati e rimessa laterale per l'avanti tutta. Controlla col petto giocatore mai numero 8, il capitano Lacascia, unico realizzatore fin qui dell'avanti tutta che nella lotta va a prendersi la rimessa laterale. Cascio contro Maniscaldi, recupera bene il 2, recupera bene Maniscaldi, che ora deve toglierla però da lì perché la pressione dell'avanti tutta è altissima. Lacascia disturba, Ferraro manda via, deve mettere giù il giocatore in trasferta, però occhio allo strappo. Zucchero sull'anticipo poi lo mantiene. Ricchiari arriva dal limite cercando l'imbucata dal compagno. Monterosso, Maniscaldi e Monterosso ancora che c'è Nuccio disponibile a sinistra. È lì che si va dalle parti di Nuccio sull'uscita del Cus Palermo. Zucchero a supporto. Palla un po' arretrata però, sbaglia la trasmissione a pochi metri. Nuccio rimessa laterale avanti tutta. Nuzzo. Palla troppo corta per Ferrante che è un po' timido qui. Poi Maniscaldi contro l'attaccante avversario. Tocca per ultimo Maniscaldi chiudendo Simone Natoli che va a battere questa rimessa laterale per i suoi. Natoli va dentro l'area. Ferraro, poi Nuzzo spazza via da priorità a toglierla. Cerca di mantenerla Ferrante, ma così l'avanti tutta che prova a strutturare lungo la sinistra, lungo i lati. Fallo commesso intanto da Nuzzo, secondo il direttore di gara che ferma il gioco, ferma il gioco invece è una rimessa laterale, comunica. Non fallo, ma rimessa con le mani per l'avanti tutta che mantiene. Può continuare a giocare. Natoli. Si gioca qua tutto a sinistra, qui sotto le nostre postazioni. Quando siamo a pochi minuti dalla fine, la rimessa laterale molto al limite, lascia proseguire il gioco l'arbitro, poi un po' di confusione su questa gestione. Ultimo minuto e 30 circa di dimenticanza nel CUS, un po' di confusione, entrava tutta prova ad approfittarne andando dentro l'aria. Deviazione rossa e presa sicura di Garofalo quando siamo agli sgoccioli, come dicevo, di questo primo tempo di gara. Ricordo 35 minuti per tempo. Ora esce Zucchero cambiando a sinistra, palla lunga sulla corsa offensiva di Chianese, atteso sul lato da Barbaro. Chianese si accentra, può andare dentro. Chianese ancora deve andare al limite, c'è Nuzzo pronto per calciare in porta, vuole farlo col mancino ma forse ci pensa troppo prima di calciare. Non trova lo spiraglio, non trova lo spazio per andare a sfidare l'estremo difensore avversario. Sarà una presa sicura di Antonio Parlato. Ricchiari si aiuta con un braccio, calcio di punizione per il CUS che mette in gioco ma con la palla in movimento. Sarà da rettificare l'esecuzione. Calcio di punizione CUS. Mentre si fa scaldare Alfano, l'unico lontanamente che si sta scaldando nel CUS, non più. Torna a sedersi in panchina. Fin qui ferma la panchina del CUS Palermo, vanno bene gli 11 iniziali, vedremo se troveremo sostituzione all'intervallo. Occhio all'uscita, la presa sicura dell'estremo difensore davanti tutta. Lancia via Monterosso. Ferrante, autore di uno dei 5 gol del CUS. Ora Nuzzo. Palleggio e torna dietro. Monterosso lascia scorrere, lascia sfilare via il pallone
può ottenerla ancora con l'aiuto dei suoi compagni di reparto. Zuccaro, uomo alle spalle, torna da Monterrosso. E basta il Cus, ha bisogno di rialzarsi ora, forse uscendo con la manovra da quella zona, cambiando e andando a destra. Non è però dello stesso parere la difesa cussina che lancia, finendo per perderla però. Sponda lunga, fuori misura. Cercata l'impostazione qui dalle parti di Samuele Maniscaldi che sbaglia regalandola a Natoli. Natoli dentro l'area, gioca dal 10, Ricchiari. Ricchiari pensa al destro, dentro l'area, occhio alla giocata, occhio al numero, prova a mantenere Lampone che scambia col suo compagno, appena entrato Riccardo Di Vita, cerca la prima occasione della sua partita, trova una conclusione verso lo specchio, contenuta però in maniera sicura da Garofalo. Garofalo dentro la sua area di rigore. Mentre può bastare così per questo primo tempo di gioco. 5-1 è il risultato nei primi 35. Cus Palermo 5, avanti tutta 1. Fin qui a segno nel Cus 2 volte Scaccianoce, Zuccaro, Chianese e Ferrante. Mentre nell'avanti tutta dagli 11 metri a calcio di rigore la rete di Capitan Lacascia per l'unico gol della squadra ospite. Ci sentiamo tra poco, ci sentiamo appena inizierà la seconda frazione di gara tra Cus Palermo e avanti tutta.
Siamo pronti per riprendere, per ricominciare, per come ci eravamo lasciati qualche minuto fa. 5-1 a primo tempo, risultato per il CUS, triplo cambio nella avanti tutta intanto che fa cambio in porta, dentro Edoardo Patuani, maglia numero 12, poi subentrano anche maglia numero 15 e 18 San Filippo e Battaglia nell'avanti tutta, mentre cambio anche nel CUS Palermo, fuori Chianese. Abbiamo la serie fuori Chianese, fuori Ferrante, fuori anche Scaccianoce, autore di 2 gol oggi. Entro, entro in campo, in maglia numero 11, immesi nel CUS Palermo. In modo di comunicarvi tutti i cambi qui inquadrati. Vi comunicherò tra poco, una volta identificati, tutte le costituzioni del CUS. Intanto dentro immesi, in maglia numero 11 e dentro in maglia numero 7 Giorgio Tutone. Manca un cambio, manca un giocatore subentrato, ve lo comunicherò durante la partita, durante la gara in corso. Quindi riprendiamo, per come ci siamo lasciati qualche minuto fa, CUS Palermo 5, avanti tutta una e questo è il risultato. Ritorniamo in linea sui 4 gol di vantaggio del CUS nei primi 35, sulla doppietta trovata la Scaccianoce, gol da Zucchero e gol di Ferrante nel CUS, mentre avanti tutta che segna dal dischietto con la Cascia. Mentre posso ufficializzare l'ultimo cambio, maglia numero 17, è entrato Simone Lovasco. Quindi triplo cambio nell'avanti tutto, triplo cambio pure nel CUS Palermo. Fuori gioco CUS e lancio in avanti. Gestione giro palla che è tutta in maglia rossa, palla messa in mezzo, non trova il compagno qui Sorrentino, Lovasco non trovato su questa palla del suo numero 10, giocatore che ha deciso i 3 punti contro l'Accademia Palermo, mentre ricordiamo gli appuntamenti dopo di questa gara anche per l'Under 16 regionale e qui Palermo contro Palermo Calcio Popolare, il prossimo appuntamento di questa nostra domenica. E si ritorna dietro sull'impostazione del CUS, Tutone passa bene, poi se la porta fuori, però se l'è già portata fuori Tutone, rimessa laterale per l'avanti tutta. Rimessa laterale avanti tutta che cerca di affacciarsi in area, dove trova però una buona chiusura di giocatore in maglia numero 4, Monterosso, oggi abbassato in difesa rispetto alla partita di giovedì in cui ha giocato da playmaker davanti alla difesa, in fase di possessione, in fase di interdizione. Oggi da centrale di difesa, visto le varie rotazioni, varie assenze dal primo minuto, come la Barbera Cinefra, che stanno riposando dopo una gara non semplice di giovedì in cui hanno giocato 70 minuti. Sceglie Ferraro e Monterosso con la coppia di centrali. Mister fin qui stanno rendendo in ottima maniera. Immesi. Il pallone è buono per l'11, Immesi ritorna dietro, scaricando il posto verso Ferraro, chiamato ad impostare verso H, un altro dei cambi dell'intervallo, rimessa laterale per l'avanti tutta. H difende, lui come Scaccianoce ieri pomeriggio all'esordio con l'Under 15 Elite, nella sfortunata però sconfitta per 1-0 con l'Athletic, senza poter incidere né H né Scaccianoce, due del CUS. In effetti Scaccianoce la possibilità per incidere sulla partita ce l'ha avuta, non è riuscito a sfruttarla del tutto. H poco in gara, poco sull'ingresso contro l'Athletic ieri pomeriggio, quelle 15 dal Comune di Monreale. Gioco fermo intanto, c'è un giocatore a terra della formazione in trasferta. Arbitro ferma il gioco e ritornerà la palla a chi era in possesso, cioè al CUS. Nuzzo a cercare Nuccio, non trovata all'indietro, rimessa laterale per il CUS dopo un tocco bianco.
Si gioca Monterosso. Cambia verso Ferraro che aspetta a casa palla e poi orienta bene sull'arrivo della pressione avversaria. Ferraro prova a far correre lungo linea. AK la tiene in campo, la tiene sulla linea laterale, così impostando il suo numero 11 in Messi, imbucata dentro di Elo Vasco che prova anche lui a puntare la porta, trova una buona chiusura del difensore centrale del maglio numero 5, Giampiero Cangelosi. Calcio d'angolo per il CUS, calcio d'angolo CUS Palermo. Calcio d'angolo CUS Palermo. Il Messi mette la palla giù, a battere Andrea il compagno, vediamo chi è Tutone. Andrà a mettere in mezzo questo pallone. Altro cambio, serie di lievi indecisioni. Il cross è corto per andare alla dritta in porta su questa botta alla ricerca del primo intervento dell'appena entrato portiere Edoardo Patuano. 35 minuti pure per lui. La palla torna buona per il CUS, ancora in lotta, ma sembra averla ritrovata con Zuccaro, uno dei 4 giocatori a segno dei 5 gol del CUS. Occhio qui a fallo intanto, fallo su Ricchiari, fallo commesso da Zuccaro. È munizione, calcio di punizione, non è fallo commesso da Zuccaro, ma da Monterosso, perdonatemi, fallo commesso dal 4, commette fallo Monterosso e viene ammonito. Calcio di punizione per l'avanti tutta al quinto del secondo tempo, per un fallo commesso da del 10, di Ricchiari, il giocatore che si è procurato anche il calcio di rigore. Ammonito Monterosso. Batte la formazione maglia bianca, la squadra in trasferta dell'avanti tutta. Primo tempo, all'intervallo, Adevana cambia 2 giocatori che hanno dato 3 gol per il CUS Palermo. Prime rivoluzioni in campo, qui schema che non funziona, calcio passato, deve uscire così il CUS lo fa con Monterosso che ce l'ha tra piedi. Monterosso gioca in avanti, la palla è verso la Vasco che trova la sponda per il Messi. Che sbaglia però qui. Spinte a sinistra. E in avanti tutta con Ferraro che protegge l'uscita di questa palla. Accompagnando viene un rinvio dal fondo dalle parti del suo estremo difensore Garofalo Samuele. Rinvio dal portiere per Garofalo, cortissimo, c'è Monterosso. Eccolo qui trovato. Accenno di pressione avanti tutta, ma ne escono in maniera tranquilla dalle parti di Nuccio. Nuccio Tutone. Nuzzo non va dai suoi, Nuzzo aggredisce, difende l'8, può andare così dalle parti di Tutone, sulla palla però troppo a rientrare dentro il campo, non imposta, trova così il possesso se ci sono un'avanzata nell'avanti tutta. O Ferraro o Ricchiari, l'ultimo tocco è stato del 10, è stato di Ricchiari, è rimessa laterale per il CUS Palermo con Ferraro che va a battere con le mani lungo linea dai Messi, a cercare AK, anticipato pure lui. Vediamo poco da qui su quel lato, con questo palo di mezzo, ve lo racconto io dove arriva l'inquadratura. Prova ancora Ricchiari che si limita a toccarla, non c'è nessuno che può prenderla dei suoi compagni, soltanto la presa sicura dell'estremo difensore Garofalo. Nuccio, la palla passa da Tutone che forse smette di crederci qui. Non ci crede abbastanza Tutone, ribatte e la manda via più lontano che può l'estremo difensore avanti tutta, oltre la metà campo. Monterosso. A destra verso AK. Si rende disponibile Zuccaro, AK ha raddoppiato, deve servire lo scarico, liberarsi di questa palla per andare lungolina, bella giocata verso in Messi, trattenuto però dalla maglia, l'arbitro lascia proseguire il gioco, nonostante seguisse questa azione, la giudica come regolare, rimessa laterale che sarà per il CUS Palermo. Rimessa laterale CUS, mentre il Palermo vince per 5-1, ha già vinto ieri pomeriggio per 5-1 contro l'Accademia Palermo, squadra che ha già incontrato il CUS giovedì pomeriggio al Buonocore, in cui ha trovato una vittoria per 1-0, mentre il Palermo ci vince 5-1
in questo momento, parlando di classifiche live, guardando questo esatto istante, sta partita dovesse terminare ora, il primato in classifica sarebbe ancora condiviso con il Palermo. Un risultato di 16 punti al momento. In vetta alla classifica Cus Palermo e Palermo e maglia rossa-nero. Però restiamo ancora in campo. Ottima lettura in scivolata di Mencarelli dentro l'area di rigore, senza paura di rischiare. È presa sicura del portiere che riesce a riprenderla a farla sua, così Edoardo Patuano. Lancia la metà campo. Prova ad impostare ora H difende, è pronto l'ingresso in campo per la Barbera, intanto pure per Cinefra nelle custe, quindi vengono a schierarsi i colossi della difesa del Cus Palermo. Ancora però resta in avanti tutta con Nuccio che cerca di sganciarsi sul portone. C'è una buona imboccata verso la Cascia che non arriva qui a andarla a prendere. Alla meglio soltanto il Cus sull'uscita nell'accompagnare la palla fuori. Tutone protegge il rinvio dal fondo, la riconsegna così al suo estremo difensore Garofalo, mentre sono pronte l'ingresso Cinefra e la Barbera del Cus. Dentro la Barbera e Cinefra del Cus Palermo, fuori Nuzzo e Nuccio. Fuori Nuzzo e Nuccio, dentro la Barbera e Cinefra. Al decimo del secondo tempo, quando sono passati 10 minuti dall'inizio di questa seconda frazione di gara, 25 a disposizione per la Barbera e Cinefra. C'è cambio anche davanti tutta, fuori in maglia numero 4 Mencarelli, dentro in maglia numero 17 Antonino Danna. Dentro la Barbera e Cinefra nel Cus e dentro Danna nell'avanti tutta quando siamo al 46esimo, ora sullo stesso risultato del primo tempo. Già siamo all'11esimo della situazione di gara. Occhio, un giallo per Zuccaro questa volta. Ammonito pure Zuccaro, oltre Monterosso arriva il cartellino per il 20. Intervento falloso con la gamba alta da giallo secondo il direttore di gara. Severo questo provvedimento dell'arbitro. Ammonisce Zuccaro. Dicevamo siamo all'11esimo, già a primo tempo, dopo 11 minuti eravamo almeno su 4 gol totali. Ricordo primo gol trovato alla Scaccianoce dopo 50 secondi, al secondo e 30 calcio di rigore realizzato la battuta per l'1-1. Risposta che è arrivata rapida nel Cus Palermo, quindi la partita è presentata ricca di gol e emozioni già dal primo minuto. Vedremo se riuscirà a proseguire sulle stesse tendenze, sulle stesse note nel primo tempo. Mentre invito in questo istante di pausa a lasciare un mi piace a questa diretta per supportare in maniera del tutto gratuita il nostro canale, quindi un like è d'obbligo ora e un'iscrizione è tanto gradita per supportare il nostro progetto nel dar voce a categorie anche abbandonate un po'. Destro verso la porta, conclusione che termina però comoda alle spalle al lato di Garofalo per questo rinvio al portiere per il Cus. Rinvio al portiere Cus Palermo. Garofalo la Barbera. Esce con la palla tra i piedi. Sorrentino non trova però Monterosso. L'ultimo tocco è bianco, rinvio al fondo. Rinvio dal portiere per il Cus ancora da Garofalo. Giocata corta, vuole uscire dal basso il Cus. Non è riuscita prima, vedremo se riusciranno ora. Ferraro, Monterosso, la Barbera cerca un lancio per verticalizzare sui lati, la palla non arriva però dalle parti di Tutone, solo sulla lettura e sull'anticipo dell'avanti tutta per una rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Rimessa laterale Cus, è quello che compara a schermo qui. Il difensore di maglia rossa, il difensore di Cassa, mentre c'è cambio, fuori Sorrentino, dentro al suo posto in maglia numero 14 nel Cus prepara l'ingresso in campo del Noce. Fuori Sorrentino, oggi non incide come ha inciso giovedì col gol vittoria per 1-0 con l'Academy. Si è visto poco in questi primi 10, la Barbera prende qualche metro, la rimessa tale per il Cus.
Gioca il Cus, la Barbera verso Tutone. L'arbitro ferma il gioco per assegnare un cambio. È rimessa tra l'avanti tutta, quindi. Non un cambio, ma un fallo, un calcio munizione. Ho capito poco su questa dinamica. Calcio munizione che sarà per l'avanti tutta vicino al quarto d'ora di questo secondo tempo. Zuccaro. Un gol, una munizione per lui. Palla verso Del Noce che cerca lo strappo, il primo strappo della sua partita. Del Noce non arriva da Zuccaro. La rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Giro palla, gestione Cus. In mezzo al campo verso Immesi che prova a farsi vedere col pallone tra i piedi. Qui non riesce però a trovare la giocata corretta. C'è Ferraro che senza mezze misure ferma la ripartenza di Ricchieri. Calcio dalla distanza. Conclusione larghissima di Ferraro. Non trova lo specchio della porta. Un quarto d'ora intanto esatto del secondo tempo. 50° sul cronometro. 20 minuti alla fine. Sullo stesso lutto del primo tempo. Sul 5-1 del Cus. La spinta per Immesi che prova a calciare. Immesi fermato alla prima occasione diretta verso la porta della sua partita. Invio lungo. Riesce a riprendere e farla sua così le 14 del Noce. Gestione giro palla a Cus Palermo. Zuccaro, una finta, uno sterzo per mantenere il possesso e l'avanzata ancora Cussina. Ancora per i padroni di casa. Quel di Monreale, Concadoro Comunale che già è pronto ad ospitare un'altra partita tra 20 minuti. Dentro in campo Cus Palermo contro Palermo Calcio Popolare per l'Under 16, ma ancora ci sono 20 minuti di gara, 20 minuti di competizione qui. 5 risultato, chiaramente distanze lunghe, ma ancora in discussione il risultato. Non si sa mai in queste categorie ciò che potrebbe succedere. Mentre Monterosso mette comodamente giù. Aprendo verso Del Noce, non trovandolo però. Trova solo un anticipo bianco e rimessa laterale per i padroni di casa. Rimessa dalle Cus Palermo, va a battere Cinefra. Zuccaro. Controllo, poi se la perde. L'ultimo tocco è bianco e altra esecuzione laterale. Così il replay. L'azione trovata prima. Zuccaro cambia a destra, è disponibile sulla fascia Cinefra che vorrebbe andare in mezzo, ora Sauterra, troppo sul portiere, presa sicura di Edoardo Patuano che riesce ad arrivare prima dell'attaccante avversario, quindi la blocca il portiere in maglia numero 12, Patuano, subentrato all'intervallo fin qui, mantenendo la palla porta inviolata in questi primi 17 del secondo tempo, in questa metà del secondo tempo di gioco. Garofalo, corto, più corto possibile verso Ferraro, la palla gira dentro l'area e poi la esce da Zuccaro. Cinefra, Zuccaro, Cinefra, comunicano, si intendono bene due, all'esatta metà di questo secondo tempo di gioco, sullo stesso del primo, stesso risultato del primo tempo. La Barbera apre a sinistra Tutone, ancora non si è messo in mostra in questa partita, uno dei giocatori più talentuosi di questa rosa. Immesi in buca dentro, la palla per Lovasco che apre troppo il mancino, apre troppo sul secondo palla, manda larga senza trovare lo specchio della porta, rinvio dal portiere, rinvio al fondo per l'avanti tutta, ci ha provato col mancino Lovasco. Provato con il sinistro Lovasco, non ha inquadrato lo specchio alla porta, non è riuscito a trovare l'occasione nitida gol per il Cus, ma che torna comunque in avanti dopo un secondo tempo di totale palleggio. Ora la Cascia, gran numero, gran giocata, la fa sparire e poi la fa ricomparire sulla foce, sulla corsa dei compagni. Se la perde Ricchiari. Dura il contrasto la Barbera. Sull'uscita qualche difficoltà. Ricchiari disturba ancora, ma ritorna da Cinefra e Pallone che traccia la verticale verso Del Noce che notava sul fuorigioco. Parte oltre, corretta la scelta dell'arbitro a segnare fuorigioco.
Lancio in avanti. Ferraro. All'uomo alle spalle. Vuole girarsi, non glielo permette l'avversario. L'ultimo tocco è stato del giocatore maglia bianco, numero 17, Antonino Danna, subentrato in questo secondo tempo, che ferma la girata di Ferraro. La K trova un numero in mezzo a tre. Salta l'uomo pure Zuccaro, rapido nello sterno, va a correre ora Del Noce che parte in posizione regolare. Del Noce dentro, verso Lovasco, palla sporcata, vuole infilarsi pure in Messi. E chiude e manda via l'avanti tutta, allontana in questo calcio d'angolo per il Cus Palermo, pronto a battere Getto Tutone. Rimessa laterale, non calcio d'angolo, gioca con le mani il Cus, era molto al limite. Ha concesso rimessa laterale, ora calcio d'angolo, inevitabile per il Cus. Pronto ancora Tutone dalla bandiera di sinistra, noi entreremo dentro l'area di rigore. Questa volta non sembra esserci l'idea di uno schema corto da calcio piazzato. Tutone va dentro dove salta Cinefra, ma colpisce Del Noce. Allontana via davanti tutta. Un'altra rimessa laterale per il Cus al 20° del secondo tempo, un quarto d'ora dalla fine. Ferraro scatta lui, vuole prendersi la briga di saltare tutte e entrare in area di rigore. Viene fermata al limite, fermata con un fallo. Contrasto irregolare, calcio di punizione che starà per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus dal limite dell'aria su un fallo procurato da Ferraro. Oggi in veste da capitano con la fascia al braccio. Calcio di punizione Cus dal limite ad un'ottima distanza per pensare di insidiare il portiere. Ci ha abituato in questa avvio di stagione. Arrivata la presa di Patuano su una grandissima occasione del Cus. Tutone mette un cross perfetto dritto sui piedi di Del Noce. Sottoporta arriva un po' lezioso, poco freddo. Tutone ancora. Ritorna bene dietro. Ricominciando dalla Barbera, non c'è fretta e si ricomincia addirittura dalle parti di Garofalo nel Cus Palermo. Ferraro. A destra Cinefra. Cinefra lascia la palla corta verso Zuccaro. Lui è ammonito insieme a Monterrosso, gli unici due di questa partita, gli unici due ammoniti, gli unici due inseriti nella lista dei cattivi dell'arbitro. Qui fuori gioco di AK, va oltre, va in offside, AK. Palla buona per l'avanti tutta. Fuori gioco di AK. Su un movimento anticipato che l'ha fatto scaltare oltre la linea, l'ultima linea difensiva della difesa dell'avanti tutta. Serie di cambi nell'avanti tutta, doppia sostituzione. Vi comunicherò tra poco chi sarà entrato. Intanto il maglia numero 16 prende spazio in campo Niccolò Zaffarana. Ora palla contesa nel traffico. Zuccaro col tacco vorrebbe Immesi, superando Zaffarana. Immesi messo giù da Zaffarana, commette fallo, la prima chiamata della sua partita. Fallo commesso dal 16 su Immesi. Intervento rischioso, non sembra arrivare nemmeno il cartellino, però comunque Messi sembrava essere lanciato solo contro il portiere. L'arbitro ferma il gioco, assegna un calcio di punizione senza provvedimenti, non viene concessa distanza, potrebbero addirittura battere. Ora arriva il giocatore che va stretto sul pallone e quindi si potrà andare dopo il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione per il Cus, fallo commesso da Zaffarana. Vediamo chi vuole battere, o Tutone o Monterrosso. O il mancino di Tutone o il destro di Monterrosso. Sembra essere più propenso al tiro il 4. 4 come i uomini in barriera richiesti dalla porta dell'avanti tutta. Parte Tutone ma una finta. Monterrosso con il destro colpisce Cinefra. Colpisce Cinefra che si sostituisce a Patuano qui. Sfortunata l'esecuzione del Cus per colpire il proprio compagno su questo tiro verso la porta di Monterrosso.
e quindi si ricomincerà dalla porta. Negli ultimi 10 minuti di questa partita siamo al 60°, un'ora esatta di gara, stesso risultato del primo tempo, stesso 5-1 dei primi 35, fin qui tanta gestione, con meno ferocia, forse anche con più calma del Cus rispetto al primo tempo, nonostante tanti cambi offensivi e incisivi nel Cus. Monterrosso la tiene troppo tra i piedi, affezionato al pallone qui, non la concede. Fallo commesso poi dai Messi, e calcio messo una battuta che può andare subito a battere, preferisce mantenerla ancora. Lancio lungo, Cinefra, Tutone, tocca, rientra e si gira bene. Si gira bene il 7, Tutone Monterrosso, un po' alla cieca, non ci sono compagni lì. Non arriva pulito sulla giocata. Sta cominciando forse ad accusare un po' di stanchezza Monterrosso. Rimessa laterale per l'avanti tutta. Resta Cus ora. Non tiene. Giocatore davanti tutta. La ritrova così il Cus Palermo che prova ad andare sulla spinta, sulla corsa di Messi che beffa il 16. Il Messi vorrebbe rientrare, palla lunga sulla corsa. Arriva una chiusura sicura di Cangialosi, che preferisce rispedire via in un calcio d'angolo. Già battuto corto verso Tutone. Mancino profondo verso il primo. Non arriva a trovarlo. E palla buona per il Cus. La Barbera rientra sull'arrivo di Danna. Palla persa, regala agli avversari. Occhio che Monterrosso è già ammonito e sembra arrivare un cartellino. Era già ammonito Monterrosso. Era già ammonito Monterrosso. Arriva il cartellino rosso per il 4. Intervento poco prudente di Monterrosso. Finisce in 10 la partita del Cus. Espulso Monterrosso, poco razionale su questa uscita, ha preso controtempo sul contropiede dell'avanti tutta. Forse generoso o comunque severo nel primo cartellino su Monterrosso. Il secondo, questo di qua per l'espulsione corretta, a fermare una ripartenza. Giusta il giallo, giusta la scelta dell'arbitro e mandare via il 4 del Cus, che non trova una partita come quella di giovedì passato. Macchiata per una partita sufficiente, macchiata da questa espulsione. Cus Palermo in prima posizione condivisa con il Palermo, che vince ieri per 5-1 pure proprio contro l'Academy Palermo. E ora K. Destro dentro, non arriva Del Noce, ma in Messi si vuole saltare l'uomo. Deviazione, la palla resta buona. In Messi, il 6-1. Il punto esclamativo sulla partita. È arrivato il primo gol dei subentrati. Il gol di Messi che rimette il match con più garanzia. Forse qualora ancora ci fosse di bisogno di mettere un sigillo sulla partita, lo mette in Messi a chiudere i conti col destro che termina alle spalle del portiere. 6-1 per il Cus Palermo. Cus Palermo 6, avanti tutta 1. Ne segna un altro in Messi. Segna Gabriele Messi. Cercato il gol più volte giovedì contro l'Academy Palermo. Lo trova oggi da subentrato. Entra all'intervallo al 35esimo. Dopo 29 minuti è quello che arriva il suo gol. La Barbera trova Cinefra, bene numero per saltare l'uomo, controllo e sterzo secco di Cinefra, può allargare a destra per Akav, cerca la cavalcata sola, vorrebbe l'azione individuale. Cinefra calcia in porta, fa tutto solo, voleva togliersi lo sfizio della rete, blocca Patuano. 65esimo. Zuccaro l'alza, Cinefra va a vuoto sull'uscita, Ferraro no, rimanda il pallone in avanti sulla contesa tra Del Noce e Battaglia, la meglio Alessio Battaglia che manda però la palla fuori, rimessa laterale per il Cus. Zuccaro, Del Noce in qualche modo tocca, ma prima arriva il tocco del 14 ma in maglia bianca. Ferraro, la Barbera, sale a sinistra Tutone, la Barbera lo vede, gran palo sulla profondità, gran taglio, fuori gioco il Tutone, questa invece no. Questa
Questo è un errore invece del direttore di gara che concede questo fuorigioco. Gran palla verso Tutone, perfetta l'idea e la comunicazione tra i due. La Barbera trova una grande verticale sulla profondità, sul taglio esterno, entrare verso l'interno, perfetto a conciliare con la giocata della Barbera. L'arbitro però ferma qui il gioco con una scelta, a parer mio, affrettata nell'assegnare un offside. Accettiamo pure questa, vista la categoria. Sono Under 14, sono le prime partite di questi giovani arbitri che si lanciano in un mondo nuovo, difficile, difficilissimo. Dalla più bassa alla più alta delle categorie. Chiaramente può starci un errore. Fin qui la gestione del signor Andrea Alfonso di Palermo può che ritenersi buona, senza particolari sbavature. Rimessa laterale per il Cus, che gioca la Barbera. Di prima la palla è per il 14, per Di Vita, il giocatore subentrato a primo tempo per un cambio forzato dopo l'uscita dal campo di Carapezza. La Barbera rinvia a lungo, di testa è sicuro qui il tocco di testa di Del Noce che prolunga verso la corsa di Dovasco. Del Noce deve mettere giù con calma, invece un po' frettoloso nella giocata. Trova poi H che ha bisogno di campo per sgroppare e andare in avanti. H riduce da notte la partita al Buonacore contro l'Academy. Immesi a sinistra Tutone, altissimo, colpisce troppo sotto, presa sicura del portiere, presa sicura di Patuano, 3 minuti al 70esimo, 3 più recupero alla fine, col Cus che è sempre più vicino a blindare il primo posto condiviso con il Palermo. H ritorna, ce l'ha il 20, Zuccaro, poi Messi, ancora in Messi che prova sotto la distanza, il suo rimbalzo non può beffare Patuano, cercato la doppietta in Messi, trovando la presa sicura di Patuano. Edoardo torna Zuccaro, spinge Cinefra a destra K alla ricerca di un numero che non può trovare perché la persona prende forte. Poi c'è un fallo completamente gratuito commesso davanti tutta. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, uscita fuori tempo su H, lascia proseguire, ammonizione soltanto verbale. E calcio di punizione per il Cus. È preciso. Dai! Andare a battere Cinefra. Arriva l'occhio da parte del direttore di gara, quindi si può andare. Cinefra pronto a cercare l'area, gran palla verso la porta, potrebbe essere anche un tiro per Patuano, colpisce la traversa Cinefra e manda via l'avanti tutta, allontana fuori più su dell'avanti tutta che va in ripartenza, lo fa con il suo capitano La Cascia, unico giocatore assegna l'avanti tutta che fa correre a sinistra così Ricchiari, due migliori dell'avanti tutta in questa partita. La Cascia e Ricchiari. Ricchiari va, scivola Cinefra, intervento dritto sul pallone, Cinefra lascia vedere ancora ottime cose incoraggianti in vista, come già avevamo parlato giovedì, in vista di una annata importante che verrà l'anno prossimo. Questo è un campionato sì da considerare in maniera netta e decisa dopo la riforma concessa dalla federazione nel dare un vero e proprio titolo, un vero e proprio campionato a queste categorie di Under 14 e Under 16. È sempre un campionato di preparazione a due categorie importanti per società importanti come il Cus Palermo, che può permettere ai ragazzi di giocare in una categoria avanzata come l'Elite. 70esimo sul cronometro in attesa del recupero. Poi la regalata Tutone che ora vorrebbe entrare dentro il campo. Tutone manca la sua firma sul match, vuole trovarla ora. Tutone, mancina in mezzo, la palla arriva a Lovasco e poi Zuccaro. Da terra lotta Zuccaro, sembra esserci una trattenuta ma l'arbitro lascia proseguire. Arriva ora la firma, il fischio, la chiamata dell'arbitro. Calcio di punizione, fallo commesso da Zuccaro. Calcio di punizione per l'avanti tutta al 71esimo.
mentre può bastare così, assegna soltanto un minuto extra l'arbitro. Quanto sufficienza per mandare le squadre negli spogliatoi. Il CUS Palermo vince per 6-1, continua a vincere e convincere, a condividere il primato in classifica con il Palermo. Si resta a 16 punti in vetta alla classifica. Altra vittoria trovata dal gruppo di Adeola. Vince ieri mister Adeola laureandosi campione d'inverno col suo gruppo Under 17 Elite. Vince oggi in questa domenica. Può risultare una settimana ottima, vincente per il CUS. Vince il CUS Palermo contro l'Avanti Tutta. Buona però la prestazione dell'Avanti Tutta, una squadra inferiore sull'organico del CUS Palermo, ma trova una partita di carattere senza paura di affrontare il CUS prima in classifica, prima della classe. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per essere passati insieme. Ora spazio a CUS Palermo contro Palermo Calcio Popolare per un'altra gara valida però per l'Under 16 regionale. Un saluto, alla prossima da Filippo Alongi e grazie sempre.